Buongiorno a tutti ragazzi, oggi maltempo in quasi tutta l'Italia, come potete vedere ragazzi è proprio brutto tempo, pure qui a Salerno già sta piovendo da stanotte, quindi la previsione è più che attendibile, come vedete non è cambiato nulla ragazzi, quindi tutto diciamo il Friuli Venezia Giulia, un po' della Lombardia, da Reggio Emilia, ciao avvocate, sta piovendo no da te? Qui sì, quindi la previsione questa qua è attendibile perché qua sta piovendo da stanotte, quindi come vedi su Napoli e Salerno ci sta proprio il rosso e giallo qua, festa proprio, quindi stiamo proprio messi male, diluvia. Ma pure qua, pure gli altri amici che prima ho fatto il video hanno detto che anche da loro pioveva, quindi secondo me si salva solo un po' il Piemonte e un po' diciamo la Sicilia e la Puglia, diciamo con un po' di Calabria. Poi piove dappertutto, ragazzi, quindi questa è l'immagine diciamo di adesso, quindi delle 9, quindi questa è la foto scattata da satellite alle ore 9, cioè 3 minuti fa, sì. Poi la situazione ragazzi non cambia proprio perché comunque rimane uguale, sempre così, vedete? No, avvocate, vedi, peggiora la situazione, vedi, blu dappertutto, qua a sud dove sto io. Sì, Patrizia, è proprio, si vede già dalle immagini queste qua, quindi in tutta Italia, ragazzi, si salva Bari, Taranto, Lecce. No, da stanotte proprio qua si sente proprio pesante anche perché è all'ultimo piano, quindi si vede e si sente proprio più forte degli altri, quindi diciamo che è da stanotte che si sente tu 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 tu. Tuoni e lampi si sentono proprio forti qua. Quindi ragazzi, questa qua è la foto delle 12 e sempre stiamo inguaiati. Poi stasera, sì, sì, Patrizia, stasera invece vedi, sarà peggio pure a condursi da te come da me. Come potete vedere, a nord Italia si calma un poco, quindi stasera avvocate stai tranquilla che ciao Daniela, sarà bel tempo. Diciamo che da sotto Roma fino alla punta della Calabria piove, quindi già Bari, Taranto e Lecce, no, solo qua pioverà. Quindi poi tutta l'Italia poi stasera starà tranquilla. Qui sono sì, sì, a Roma sì, sì, piove perché guarda, eccola qui, quella delle 9 di adesso, quindi vedi proprio su Roma ci sta proprio bello rosso rosso, quindi deve per forza piovere. Non è- questa è una foto del satellite di adesso di 5 minuti fa, quindi è così perché pure qua sta piovendo e vedi che è giallo e rosso pure qua dopo Napoli, quindi poi questa è quella delle 12 che ho detto, poi stasera alle ore 19 sarà solo sul sud, quindi su Napoli, Calabria e poi ho fatto l'ultima foto alle 22, sta su Napoli fino a Gioia Tauro massimo di Poi in tutta Italia ragazzi ci sta bel tempo, però sì, però guarda qui, sta arrivando un'altra perturbazione da qui, ragazzi, e questa qui stanotte passerà qua. Io non l'ho fatta la foto perché voglio aspettare stasera, perché questa perturbazione che sta qua deve arrivare fino a qui. Però voglio aspettare perché comunque mancano parecchie ore, allora ho detto meglio che non la faccio sta foto, però tutta sta perturbazione qua, poi verso mezzanotte l'una dovrebbe arrivare qui, però ho detto aspetta un poco perché è capace che cambia la direzione, però anche se, diciamola francamente, non credo che questa qui possa andare da un'altra parte, salire sopra, ma non credo, però aspettiamo, perché nella notte pioverà di nuovo, quindi sul nord e su tutta l'Italia, in effetti si salva sempre, diciamo, la Calabria e la Puglia e la Sicilia, si salvano, questo è. Anche se, diciamo, in Sicilia mi pare che ci sta qualche nuvola, sì, vicino Palermo, quindi ve la faccio vedere perché quella non ci entra interamente, eccola qui, quella lì blu, ma niente di eccezionale rispetto, diciamo, a tutta l'Italia, quindi, diciamo, in qualche parte di Palermo potrà piovere, ma niente di più. Poi alla fine, diciamo, è tutta l'Italia coinvolta, ore 12, ore 9. Adesso è questa qui, questa è quella di adesso, quindi in queste ore ci sta questa figurazione qua, quindi stiamo inguaiati ragazzi per il momento. Diciamo che a sud proprio da Napoli a scendere giù fino a stasera sarà così, quindi mentre a nord migliora la situazione, invece a noi proprio
peggiora solo, quindi ragazzi diciamo che qui piove, non piove esageratamente, però vi faccio vedere, passiamo da una parte all'altra direttamente. Eccola qua ragazzi, la situazione è questa per il momento qua, quindi diciamo che piove ragazzi, è tutto scuro da tutte le parti, il mare non si vede proprio più, mo da qua prima si vedeva, mo zero proprio. Se per questo neanche le montagne si vedono dall'altra parte, stamattina non le vedevo proprio. Diciamo che da stanotte ragazzi è così, quindi diciamo piove solo, quindi oggi brodo, facciamo il brodo direttamente, oggi è brodo, oggi stiamo in tema natalizia proprio. Però ragazzi la cosa buona è che secondo me pasta e fasullo pure buone, pasta e patata, pure pasta e patata non è male. Il 24 e il 25 ragazzi, come sta il modello meteo, quello là che ho io, fa vedere due belle giornate, quindi non pioverà, perlomeno facendo corna fino adesso ho controllato, non dà nulla, tutta l'Italia pulita, quindi 24 e 25 saranno due giornate buone, almeno per il momento. Poi è capace che cambi anche perché mancano ancora molti giorni, quindi è meglio dire ancora di no, dire esattamente. Qui c'è vento, acqua, ma ci sta tutte cose qua, quindi diciamo che ciao avvocate, cornette, che gli cappuccino, stai a colazione sta. Vabbè ragazzi, vi saluto anche io, ci sentiamo più tardi, mi faccio un altro giro di caffè, stamattina mi drogo a caffè, quindi ci sentiamo dopo. Quindi ragazzi è confermata, oggi piove dappertutto, quindi stasera a nord invece si calma. Ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ciao Paola, ciao Daniela, ciao a tutti, ci sentiamo dopo, un saluto ragazzi.